taglio di 2 milioni di fondi alla Biennale da parte della Commissione europea per il caso del padiglione Russia. La conferma è arrivata da Pietrangelo Buttafuoco. Momenti di terrore ieri sera a Marghera, dove un automobilista è stato improvvisamente aggredito in strada da uno squilibrato armato di coltello. Appartamento in fiamme alla Cipressina di Mestre, evacuato il condominio, coppia di anziani messi in salvo dalla figlia, bruciature lievi per la donna, ossigeno per il marito, a causare il rogo una pentola. Svolta nel caso di Alex Favaro, il 24enne di Noale, trovato morto nel Muson Vecchio a Milano, funerale bloccato dalla procura che ne dispone l'autopsia. La pista della lite apre all'ipotesi della fine violenta. Barchino affonda davanti al Lido, un 21enne e un 35enne salvati dall'annegamento grazie all'intervento della motovedetta della Guardia di Finanza. Il fatto ieri pomeriggio. Firmato il nuovo contratto dei locali, l'annuncio del ministro Zangrillo a Mestre a margine del convegno sulla semplificazione svoltosi all'M9. Il sindaco Venturini snellire è fondamentale. A Cavallino prime multe a chi gira svestito, sono già una decina i verbali con sanzioni di 50 euro notificati dagli agenti della polizia locale, 3.814 accertamenti, dei quali 1.259 a cittadini stranieri e 96 a residenti. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi titoli, ma in primo piano il nostro quesito come ogni martedì, e parliamo del caso Roggero. La Lega in pressing per modificare la norma sulla legittima difesa con il DDL Borghi, che prevede la non punibilità di qualsiasi reazione a un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura difensiva della condotta. Una proposta che fa discutere anche nel centrodestra. Allora, nel nostro quesito di oggi noi vi chiediamo: cambiare la legittima difesa e consentire ogni reazione? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde, se invece volete rispondere di no in rosso. Potete ovviamente votare fin da subito. L'esito di questo quesito nel corso della nostra trasmissione condotta dal vice direttore Ferdinando Averivo al partire dalle 20:45 in prima serata Ring. Ed ora la cronaca, è ufficiale, ora l'Unione Europea ha revocato i fondi alla Biennale di Venezia a causa della riapertura del padiglione russo. Si tratta complessivamente di 2 milioni di euro, la conferma dal presidente Pietrangelo Buttafuoco. L'Agenzia Esecutiva Europea per l'Istruzione e la Cultura, ente dell'Unione che gestisce i finanziamenti, ha ufficialmente deciso di revocare 2 milioni di euro di fondi alla Biennale di Venezia. La decisione in seguito allo scorso 11 luglio, in cui la Commissione Europea aveva raccomandato all'Agenzia stessa di togliere i finanziamenti a causa della decisione da parte della direzione della mostra di riaprire quest'anno il padiglione russo, escluso dal 2022 in seguito all'invasione russa dell'Ucraina. Decisione che ha avuto compimento nelle ultime ore. La discussione si protrae però da mesi, da ancora prima che la Biennale d'Arte aprisse i battenti. A nulla sono valse le spiegazioni della Fondazione. Per la Commissione di Bruxelles la presenza della Russia non andava confermata, anzi avrebbe dovuto essere negata dalla Biennale stessa. In risposta l'Unione ha dunque cancellato il finanziamento. Intanto però l'istituzione culturale veneziana nell'ultima seduta del CDA, prevedendo questo taglio, ha già accantonato l'importo per coprire l'ammanco e quindi non avere ripercussioni nella propria attività e programmi. Momenti di terrore ieri sera a Marghera, dove un automobilista è stato improvvisamente aggredito in strada da uno squilibrato armato di coltello. Una serata di ordinaria follia ha rischiato di trasformarsi in tragedia in via Volta a Marghera, riaccendendo un'escalation di violenza e degrado che sembra oramai fuori controllo. Luca, questo automobilista di 55 anni, residente a Marghera, tra le 20 e le 20:30 è stato violentemente aggredito e minacciato di morte da un uomo di circa 50 anni, italiano del posto, affetto da gravi problemi psichici, che brandiva un grosso coltello da cucina e che, notando di essere osservato, si è scagliato improvvisamente contro la vettura sotto lo sguardo terrorizzato dell'automobilista, e proprio mentre quest'ultimo
stava segnalando agli agenti della locale la presenza del pericoloso individuo. Mi sono fermato e stavo segnalando alla polizia locale che c'era il soggetto, tra cui lui è venuto dopo di corsa, per fortuna ero chiuso sulla macchina, e cominciando davanti a maledirmi e minacciandomi di morte: ti ammazzo, ti sgosso, col coltello sbandando davanti il parabrezza, colpendo anche l'auto con i pugni e col coltello sul vetro. L'aggressore armato di coltello pare sia dedito a recarsi nelle ex colonne feline del posto per dare in realtà da mangiare a topi e pantegane. In quello stato di palese follia avrebbe tentato di scardinare con violenza i finestrini dell'auto per raggiungere il conducente. La cosa incredibile è che girava in bicicletta ma armato di coltello. Sì, un coltello lungo circa dei 30-25 cm di la lama, quelli della cucina, e con un bel spessore. L'episodio si inserisce in un contesto urbano di violenza in strada in cui il degrado e la frequenza di reati violenti continuano a generare forte allarme sociale tra la cittadinanza ed è ancora ricoverata in osservazione in codice arancio con un grave trauma cranico la sessantenne di via Fratelli Bandiera che poche ore prima insieme al marito era stata massacrata di pugni al volto da uno sconosciuto per un parcheggio sotto casa. Un mese fa, sempre qui in via Fratelli Bandiera, il drammatico caso dell'aiuto cuoco di origine bengalese di Venezia, Rakeb Kashem, aggredito a morte. E paura questa mattina a Mestre, una pentola lasciata sul fuoco provoca un incendio in una palazzina, soccorsi gli anziani proprietari, evacuati tutti gli altri inquilini, vigili del fuoco al lavoro per l'intera mattinata per le operazioni di messa in sicurezza. Aveva lasciato l'olio a scaldare sulla padella mentre si è assentata dalla cucina. Al suo ritorno le scintille incandescenti avevano già cominciato a bruciare gli arredi. L'allarme intorno alle 10 del mattino in via Camuffa, strada senza uscita vicino al centro di Mestre. I proprietari dell'appartamento, due signori anziani che vivono al secondo e penultimo piano della palazzina circondata da alberi, sono stati soccorsi dal SUEM 118 mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme. La signora, nel tentativo di bloccare il rogo, ha infatti rimediato delle bruciature al braccio e al petto. Per il marito invece è stata necessaria la mascherina con l'ossigeno a causa del fumo respirato. I vigili del fuoco arrivati all'appartamento si sono liberati in fretta del mobilio che poteva alimentare il fuoco ed evacuato l'intera palazzina. Al momento l'appartamento dei coniugi risulta inagibile, abitabili le stanze del primo piano, su quelle del terzo invece sono ancora in corso le verifiche di agibilità. Si terranno a data da destinarsi i funerali di Alex Favaro, 24 anni, trovato morto nelle acque del Muson. La procura ha sospeso le esequie che si sarebbero dovute tenere ieri per svolgere l'autopsia, non più esclusa la pista dell'omicidio. Si sarebbero dovuti tenere a Moniego, frazione di Noale, ma sono stati annullati. I funerali di Alex Favaro, 24enne, trovato morto nelle acque del Musona a Milano dopo l'emergere di nuovi elementi investigativi. Alcuni testimoni hanno infatti riferito ai carabinieri di aver visto il giovane coinvolto in una lite con un gruppo di persone pochi giorni prima della sua scomparsa. Alla luce di queste informazioni, la procura ha disposto l'autopsia per accertare le reali cause del decesso e verificare l'eventuale presenza di segni di violenza. È stato quindi revocato il nulla osta per la sepoltura e la salma è tornata a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli investigatori non escludono più che la morte possa essere collegata a un'aggressione o a una caduta non accidentale nel fiume. Abbiamo appreso che la Procura della Repubblica ha disposto l'autopsia sul corpo di Alex per far luce, speriamo definitivamente, su questa brutta vicenda. In questo momento di dolore tutti noi e tutta la comunità ci dobbiamo stringere attorno ai familiari a cui mandiamo un grosso abbraccio. Continuiamo con la cronaca. Lo scafo dell'imbarcazione ha ceduto improvvisamente e due ragazzi sono caduti in acqua, salvati dalla motovedetta delle Fiamme Gialle. Attimi di paura al Lido di Venezia, dove due ragazzi di 21 e 35 anni sono stati soccorsi dai militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza perché la loro imbarcazione era affondata.
Mentre navigavano, infatti, si è verificato un cedimento strutturale dello scafo che ha fatto affondare in pochi minuti il mezzo poco lontano dall'approdo di Santa Maria Elisabetta. A lanciare l'allarme è stata una persona di passaggio in barca che ha notato i 2 uomini in acqua. Quindi la motovedetta della Guardia di Finanza, impegnata nel dispositivo di sicurezza predisposto a tutela dello yacht dell'ambasciatore statunitense Fertitta, ha raggiunto rapidamente i 2 ragazzi, salvandoli ed evitando che per loro ci fossero conseguenze peggiori. Poco dopo sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'imbarcazione. Maxi operazione dei Carabinieri di Venezia nei luoghi della Movida nei primi 15 giorni di luglio, 7.000 persone identificate e 4 arresti. 7.000 persone identificate, tra cui 4 arrestate e 21 denunciate nei primi 15 giorni di luglio. È il bilancio dell'operazione effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Venezia, che nell'ultimo mese ha intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati. In campo un imponente dispositivo di militari dell'Arma che ha monitorato i luoghi di maggiore aggregazione e le principali vie di accesso ai centri cittadini. In particolare sono stati controllati circa 3.000 mezzi, 13 persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza, 2 per guida sotto l'effetto di droga, 32 per possesso di sostanze stupefacenti e 6 per porto abusivo di armi. I controlli, concentrati soprattutto sui luoghi della Movida, hanno portato all'arresto di 4 persone tra Caorle e Porto Gruaro. 3 persone sono state trovate in possesso di oltre 1 chilo di cocaina, hashish e marijuana pronta per essere venduta, nonché di circa 7.000 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Un altro cittadino di origine straniera è stato rintracciato e arrestato in una struttura ricettiva di Bibione, già noto alle forze dell'ordine per spaccio, è stato condannato a 4 anni di reclusione. Il ministro Zangrillo questa mattina a Mestre ha annunciato la firma del nuovo contratto per i dipendenti degli enti locali presenti al convegno sulla semplificazione, oltre al sindaco Venturini, imprese e camere di commercio che hanno lanciato un messaggio. Firmato il nuovo contratto degli enti locali. Sono 24.000 i dipendenti coinvolti in Veneto. L'annuncio del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Mestre, a margine del convegno sulla semplificazione che sta portando in tutta Italia, svoltosi all'M9. Un traguardo straordinario, perché voglio ricordarlo che l'ultimo contratto degli enti locali l'abbiamo firmato solo 6 mesi fa. Questo significa che in 6 mesi abbiamo firmato 2 contratti per il personale degli enti locali che gestiscono un periodo di 6 anni. 22, 24, 25 e 27. Per la prima volta nella storia repubblicana diciamo che dimostriamo di essere performanti anche dal punto di vista delle dinamiche salariali. 100 i milioni stanziati per ridurre il gap tra chi lavora negli enti locali e chi per l'amministrazione centrale. Semplificare è fondamentale, ha spiegato il ministro, ma tutto deve partire dall'ascolto dei cittadini, concetto ribadito dal primo cittadino. Al cittadino non interessano queste cose da dietro le quinte, al cittadino interessano le risposte. Il cittadino paga le tasse, partecipa alla vita cittadina, il cittadino è un imprenditore e si aspetta che quando pone un'istanza per aprire un negozio, per avere un servizio, per avere un documento, in qualche modo non inizi il rimpallo e competenza di quell'ufficio, non si deve rivolgere all'altra agenzia, cosa che molto spesso in Italia è avvenuto e avviene. Quindi serve un gran lavoro per in qualche modo rendere ancora più comunicanti le pubbliche amministrazioni e anche per premiare il merito. In tal senso il sistema DIME messo in campo da tempo dal Comune di Venezia, ha commentato il ministro, è un esempio. Al di là della simpatia dello slogan DIME, che in veneto, in veneziano vuol dire dimmi, no? E quindi di nuovo la preoccupazione di ascoltare la voce del cliente. Ecco, mi sembra che sia effettivamente l'approccio giusto, l'approccio culturalmente corretto per semplificare, cioè la pubblica amministrazione deve resistere alla tentazione di essere autoreferenziale, quindi di semplificare immaginandoci noi e cercando di intuire noi della pubblica amministrazione che cosa serve ai nostri utenti. È molto più banale, sarà anche molto più banale, ma è molto più semplice e molto più efficace chiederlo a loro e quindi chiedere alle persone, siano essi imprenditori che cittadini, che cosa vi fa star male, che cosa vi fa soffrire quando interagite con la pubblica amministrazione. La semplificazione amministrativa la chiedono imprese e camere di commercio che denunciano costi insostenibili.
e ogni persona deve sborsare, brutalmente parlando, per riuscire a farsi delle pratiche che dovrebbero essere molto semplici, soprattutto in quella che è l'innovazione che oggi tramite il digitale e il tutto che potrebbe essere usato con facilità, in realtà diventa sempre più difficile da superare questa asticella che sembra una gara verso l'alto che non ha mai fine. Ricordiamoci sempre che la burocrazia è uno dei principali elementi della corruzione, perché a più porte devo bussare, più qualcuno mi chiede qualcosa. Invece se la porta è unica e la procedura è uguale per tutti, diventa più semplice e diventa una fonte di attrazione di investimenti. Ed ora parliamo della Fenice. Dopo il caso Venezia si apre un nuovo fronte e i sindacati si dividono sulla nomina del nuovo direttore del coro. Dopo mesi di tensioni legate al caso Beatrice Venezia, al Teatro La Fenice di Venezia si apre una nuova stagione di polemiche. Questa volta al centro del confronto c'è la nomina della nuova direttrice del coro Elena Pierini, scelta dal sovrintendente Nicola Colabianchi per succedere al maestro Alfonso Caiani, giunto a fine mandato. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito anche tra le organizzazioni sindacali. È normale che vi siano posizioni e visioni diverse rispetto alle varie tematiche. La direzione è colpevole di non aver mai dato risposte esaustive e di essersi in qualche modo sottratta al dialogo, tant'è che i lavoratori hanno proclamato uno stato di agitazione i primi di luglio in occasione del concerto in Piazza San Marco. A scontrarsi da una parte la CGIL, che ha espresso perplessità sulla scelta, sottolineando come la maggioranza del coro avrebbe preferito la conferma di Caiani per dare continuità al percorso artistico intrapreso negli ultimi anni. Il sindacato ha inoltre lamentato la mancanza di un confronto preventivo con i lavoratori. Di segno opposto invece la posizione della CISL, che prende le distanze dalle critiche. È necessario e indispensabile che ci ritroviamo al rientro dalle ferie e alla ripresa dell'attività per tentare di risolvere questi annosi problemi che da oramai da anni affliggono il nostro teatro. Sicurezza, il Comune di Jesolo ha presentato il progetto Safest al quarto bando europeo, iniziative con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana. L'iniziativa sviluppata insieme a Regione Veneto, UAV, Confcommercio Veneto, Associazione Jesolana Albergatori, IEST, punta a ottenere un finanziamento complessivo di 2,5 milioni di euro. Il progetto nasce anche dai risultati di un sondaggio sulla sicurezza percepita dai cittadini. Tra gli interventi previsti figurano il miglioramento degli spazi pubblici, una maggiore collaborazione con imprese e un innovativo sistema di governance. Al bando hanno partecipato 487 città europee di 26 paesi, di cui 95 italiane. Solo 40 candidature riguardano il tema della sicurezza urbana. I progetti vincitori saranno annunciati a novembre. A Cavallino prime multe a chi gira svestito. Alcuni giorni fa la sindaca Roberta Nesto l'aveva annunciato sui social e ora sono già una decina verbali con multe di 50 euro notificati dagli agenti della polizia locale, 3.814 accertamenti, dei quali 1.259 a cittadini stranieri e 96 a residenti. Sindaca e assessore al turismo hanno anche inviato una nota alle categorie economiche chiedendo la massima collaborazione nell'informare gli ospiti ed esporre l'informativa predisposta dal Comune, un'azione preventiva per favorire il rispetto delle norme per garantire il decoro urbano. Ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.